Buon inizio del weekly. È sera, è lunedì sera, è meno 10 quasi alle 7 e io mi sto per mettere a pulire l'insalata, a lavare l'insalata che ho preso nell'orto. Sì, questo ciotolone di insalata. Adesso non la mangiamo tutta stasera ovviamente, la metto un po' in frigo e ne metto via un po'. E ho raccolto anche una super zucchina dell'orto. C'è Banna che nel mentre mi fa le coccole, ma in realtà a lei non piace la zucchina dell'orto. No. Vabbè. Comunque ho preso anche questa e niente, l'ho raccolta. Ce ne sono altre, ne stanno crescendo altre. Questa era quella grande e l'ho raccolta, così ci posso fare il risotto. Quest'oggi ho registrato video questa mattina e li ho anche editati. Allora, ho editato il video di ieri che siamo stati in gita. L'avevo editato ieri sera, oggi l'ho rifinito, l'ho rieditato tutto e adesso lo sto caricando. In più ho registrato degli scopriamo le creazioni in resina. Sono 2 video ma li ho dovuti dividere, quindi in realtà saranno 4 video e usciranno durante questo mese ogni lunedì. Poi l'ultimo video uscirà in agosto, primo lunedì di agosto. Ecco, quindi oggi ho fatto questo, ho editato tutti quei video e mi è passato praticamente tutto il pomeriggio così. Pippo controlla la situation, Pepe invece mi annusa la maglia perché sono stata in orto con quella e sì, qualcosa avrà di odore ovviamente, di terra o di semplicemente delle verdure. Buongiorno, ecco il microonde che suona. Oggi è giovedì sì. Ieri sono stata appunto via dal dentista con mia nonna, quindi non ho registrato. Ieri mattina non ho fatto caso a questa cosa. Mi hanno rubato le piantine aromatiche. Cioè, perché rubare delle piantine aromatiche che non costano niente? No, veramente. Mia mamma ipotizza i turisti. Io no, ho un'altra ipotesi, sinceramente. Comunque non ce le ho più, ecco. E sono sparite. Cioè, ce le avevo qua. Io infatti ieri sera poi ho detto, aspetta, forse è stata mia mamma che è venuta qui, me l'ha piantate giù nell'orto. E invece no, me le hanno rubate. Ho deciso di mettere la panca con il buco da questa parte. Perché? Perché se la mette a fuoco, grazie. Perché in realtà questo sarebbe il dritto della panca e qui volevo metterci qualcosa per i gatti, tipo dei cuscini per fare per loro, per la nanna. Non so se a loro possa piacere questa cosa, quindi adesso la lascerò un po' di giorni così, tanto non mi cambia niente e vedrò se a loro comoda questa cosa. Ho provato a mettere il cesto ma non ci sta perché è troppo grande, troppo largo. La cuccetta neanche non ci sta perché è troppo grande rispetto alla panca, allo spazio che c'è. E quindi dovrò mettere solo dei cuscini così un po' a caso, basta. Sì, mi sono seduta per terra, lo so, non è caldo il pavimento. Panna ha vomitato perché mangia come un'ingorda, mangia tutto quello, cioè io non mi ricordo sempre di andare a togliere la pappa, sicché quando mi dimentico poi ributta su tutto, perché mangia troppo da ingorda, è come se non mangiasse da un mese, ecco. No, veramente io non so più cosa fare. Quando mi ricordo tolgo la ciotola, ma se non mi ricordo il risultato è questo. Devo anche pulire i vetri. Sì, oggi sono in modalità pulizie. Ho lavato le lenzuola, dovrebbe finire tra un po' la lavatrice e quindi ho la camera a soqquadro. E uscirà il video spesa, forse domani, non lo so, devo ancora editarlo, quindi deciderò. Ho comprato da Lidl, che ne era rimasto uno solo, un portachiavi, e il portachiavi in questione è questo. Sì, ho comprato questo ieri, mi sono fatta un regalo, visto che non mi compro quasi mai niente, ma questo è per la casa più che altro perché sapete che abbiamo le chiavi tutte in un cestino e io vorrei invece averle appese, quelle più importanti diciamo, e quindi ho preso questo. Lo vorrei mettere tipo qua, sotto il quadretto di panna, lo vorrei mettere qua.
però forse qua è troppo basso perché poi è sopra il termosifone, quindi non lo so. E se no, ma io l'ho preso proprio da mettere qua in bussola, altrimenti si potrebbe mettere qua al posto della lavagnetta, però non mi piace, secondo me è proprio adatto per questo spazio qua, quindi per la bussola lì. Non lo so, non è fatto proprio benissimo, però insomma mi serviva una cosa del genere e non la trovavo mai a poco prezzo, e quindi ho preso questa. E al Tigotà ho preso anche questa. Hanno tutte queste cremine, boh, hanno tutti i prodotti di questa marca qui, Biolis Nature. Questa è una crema corpo, boh, al tè verde, e se vi interessano gli ingredienti eccoli qua. E niente, siccome sì, io sto usando la crema corpo dopo sole, oddio cadutas, solo che non mi piace molto. Ho preso anche questo Bilboa, non mi piace molto, ed è questa qui che avevo preso a Jesolo. Sto cercando di finirla, non ce n'è ancora tantissima, però non mi piace, sinceramente di dopo sole è ben poco, e no, non mi piace niente, non ve la consiglio. Oh, magari qualcuno di voi si è trovato bene, però per me no, non idrata per niente, sulla mia pelle almeno. Non dà freschezza e non dà sollievo, quindi no, non la consiglio. Montagna di cose da stendere, cioè veramente si è capottato tutto. E ho cambiato la tela del divano, ho pulito il tiragraffi, ho fatto questa modifica che avete visto prima, e a Pipo piace tantissimo. Infatti è lì da almeno una mezz'ora che adesso è sveglio, ma stava dormendo, e gli piace proprio tanto. Mi sono ricordata di avere quel tappeto lì che è di lana, e quindi almeno stanno sul morbido e sul caldo, vero? Pepe dorme nel tiragraffi, quello lì, che piace tantissimo, anche questo ve lo straconsiglio per i vostri gatti, è veramente ottimo come tiragraffi. E la cuccia invece a nicchia la usano solo d'inverno, adesso non la usano, ma la tengo là lo stesso, però preferiscono quello lì perché è cartone, è più fresco. E Panna è qui perché c'è la tavola pronta e è ora di pranzo, vero? Gnocca! Ieri mi è arrivata un'altra maglia da Wish, e questa volta taglia L ed è la taglia giusta, per cui io ho seguito per l'altra maglia, che vi farò vedere in un video apposta, quando mi arriveranno un po' di cose di Wish, poi vi farò il video. Praticamente io avevo seguito la tabella come vi avevo detto, e quindi avevo preso la taglia L. Questa maglia, anche seguendo la tabella, avevo preso la taglia L ed è giusta, invece l'altra è enorme, quindi non so quanto siano affidabili le tabelle. Ecco, questo era il discorso. Dovrebbe essere asciutta la roba. Beh, queste lenzuola di sicuro, perché sono leggerissime, si asciugano subito. E le federe un po' meno. Vabbè. E qui ho i fiori, questi gerani, però questi hanno solo foglie, ed è un miracolo che abbiano almeno le foglie, perché mia mamma le ha tirati fuori troppo tardi. Qui ho il coprimaterasso, che anche questo è già asciutto perché mettendolo così sullo stendino si asciuga subito con l'aria, e questo è l'altro, cioè non c'è niente praticamente. Ha fatto una foglia qui, qualche fogliolina qui e delle foglie qui, basta, non ha fatto altro. E quindi ho i fiori che non hanno i fiori. Quest'anno proprio va così, non ho neanche più comprato i fiori per la terrazza, quindi ormai siamo a luglio, non li compro più. E una cosa in meno da accudire, vi ho fatto vedere che ho attaccato, oddio non mi ricordo, ho attaccato il portachiavi, però non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere. Eccolo qua, ci ho messo già le chiavi e niente, l'ho attaccato sotto la foto di Panna, così. Mi piace, dai, è un po' diverso e mi serviva questa cosa. Poi qua dentro non so cosa ci metteremo, ma intanto ci sono le chiavi appese, che era quello che volevo. Ho trafficato col computer fino adesso. Qui ho ancora la porta chiusa di camera, perché ho detto la lascio chiusa che così i gatti non la sporcano, sta camera che l'ho appena pulita. È un disastro ogni giorno un disastro. E quindi ho detto la lascio chiusa più che posso, tengo le finestre aperte,
però lascio chiusa la porta perché se loro entrano fanno veramente sporco, tanto pelo più che sporco. Cioè ogni giorno io raccolgo veramente tantissimo pelo, uso quello lì del pavimento che raccoglie la polvere, ma ne viene su tantissimo ogni giorno. Cioè non mi sembra vero che perdano così tanto pelo. E oggi il tempo meteorologico, sì, non sono brava io col tempo, ma io seguo le previsioni dicono che c'è un sole che spacca le pietre e poi piove, e quindi non sono tanto affidabili neanche quelle. Oggi il tempo è nuvoloso, variabile, così mi salvo, variabile, perché c'è sole, poi si rannuvola, poi riesce il sole, c'è aria barra vento, aria più che vento, e non è caldissimo, sì, sono 25 gradi all'ombra, si sta bene, ma non è caldissimo come altri giorni, insomma. Vabbè, niente, questo è tutto, vado a vedere la pasta. È venerdì, non ho molta batteria, per cui sì, che lì un po' spaventapasseri. No, non ho molta batteria, quindi chiudo questo vlog. Lo so che è corto come weekly, infatti sto meditando se fare quello della prossima settimana, cioè se non fare, ecco, perché effettivamente è venuto corto questo perché in queste settimane non faccio niente. Io non posso riprendere sempre le stesse cose e quindi non mi va neanche di registrare. E niente, mi prendo di nuovo la pausa. Nel frattempo mi sono scaldata il tè perché l'ho fatto raffreddare ben 2 volte già e quindi mi sono fatta un tè caldo. Questo qua è il tè, vi dico anche qual è. Questo è Twinings, questo qua, mi piace molto. Poi ci ho messo un po' di zucchero perché sennò il tè non riesco più a berlo senza zucchero, mi sembra sempre troppo amaro. Oh, si è svegliato. Buongiorno, buongiorno Panna, buongiorno Pipo. Buongiorno, buongiorno no, buon pomeriggio Pepe, come stai? Ah, che bello. No, oggi modalità nanna perché il tempo non è dei migliori. Visto che so che piace questo panorama, quando apro le finestre e si vede questo, allora vi faccio la ripresa. Cioè io leggo i commenti, so cosa vi piace. Quest'albero veramente era proprio da tagliare. C'è molta più aria adesso. Io vi abbandono per questo weekly vlog. Sto cercando di creare, ma non riesco a fare niente. Ho provato a cercare di montare le ultime creazioni che ho fatto in resina, non riesco a combinare niente, per cui penso le metterò in vendita nello shop se qualcuno vuole i cabochon così come sono, perché qualcuno ha delle bolle, qualcuno magari ha la superficie non perfettamente lucida eccetera, però li metterò in vendita perché ho fatto le foto prima, perché non riesco a creare niente. Se tra di voi c'è qualche creativa interessata, al più presto metterò queste cose sul sito, nel negozio che è quello di Miss Hobby, lo trovate giù nell'info box. Pepe. E con Pepe che ha sonno e lo sto disturbando, io vi saluto, vi aspetto la prossima settimana con tutti gli altri video, ma probabilmente non con il weekly. Ciao!